Mentre Nicoletta Rotaru era morta in bagno, Eric Zorzi ha prima chiamato il 118, poi come se nulla fosse si era messo a sistemare la casa cercando di pulire le lenzuola, usando dell'aceto e stendendole fuori dal balcone. Il suo atteggiamento era sembrato freddo e lucido. Per 7 mesi ha continuato a vivere nella casa di via Rocca Appendice fino all'arresto avvenuto il 22 marzo scorso. La procura, oltre all'audio della notte dell'omicidio, ha numerosi file recuperati dal PC e dal cellulare di Nicoletta che raccontano le violenze dell'ex marito, materiale che ora la difesa dell'uomo sta sottoponendo al vaglio dei periti, come spiega la legale del 42enne accusato di omicidio volontario aggravato. Adesso io sto appunto, ho dato tutta una serie di incarichi, ho fatto tutta una serie di domande a cui attendo risposta. Ovviamente anche i miei periti sanno che il margine massimo è la prima decina di settembre e quindi stanno lavorando tantissimo. Solo dopo che mi daranno certe risposte io potrò decidere se affrontare una corte d'assise popolare, peraltro, perché oppure fare un abbreviato, anche condizionato, appunto come dicevo ieri, a una perizia psichiatrica su Eric, perché io lo vedo, lui parla ancora della moglie al presente. La legale ha incontrato il suo assistito in carcere in vista dell'udienza preliminare il prossimo 17 settembre e non esclude di poter richiedere per lui una perizia psichiatrica. L'ho visto più provato rispetto all'altra volta, anche perché questo tam tam mediatico ovviamente lo fa molto preoccupare anche per le sue bambine. In questo momento Eric è tutto indirizzato nella sua difesa perché vuole bene alle sue bambine e sa che tutto questo sta facendo soprattutto male a loro. Le legali della famiglia di Nicoletta Rotaru invece ipotizzano addirittura che il 42enne abbia premeditato il delitto dell'ex moglie, non accettando la sua nuova relazione e il fatto che lei a breve sarebbe andata via di casa con le figlie.